Vogliamo insieme condividere un salmo, Salmo 5. Vogliamo leggerlo con l'aiuto del Signore. Amen, alleluia. Salmo numero 5. Salmo 5. Se lo avete trovato, inizio a leggere. Amen. A Dio sia la lode. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Eterno. Sii attento ai miei sospiri. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. O Eterno, al mattino tu ascolti la mia voce. Al mattino ti offro la mia preghiera e aspetto. Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, presso di te il malvagio non trova dimora. Quelli che si gloriano non sussisteranno davanti agli occhi tuoi. Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire quelli che dicono menzogne. L'Eterno disprezza l'uomo sanguinario e disonesto, ma io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa. Rivolto al tuo tempio santo, adorerò con timore. O Eterno, guidami per la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via, poiché nella loro bocca non c'è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua, condannali, o Dio, non riescano nei loro disegni, scacciali per la moltitudine dei loro misfatti, poiché si sono ribellati contro di te. Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, Eterno, benedirai il giusto. Tu lo circonderai con il tuo favore come uno scudo. Amen. Comodatevi pure. Gloria al Signore, un bellissimo salmo, scritto da Davide, ispirato dallo Spirito Santo. Alleluia. Davide si rivolge a Dio. Eleva queste parole salmeggiando e dice così al Signore: porgi l'orecchio alle mie parole, o Eterno. Come dire, ascoltami, rivolgo a te le mie parole, devo esprimerti qualcosa. E poi dice: sii attento ai miei sospiri. Amen? Alleluia, sii attento ai miei sospiri. Quando due persone sono molto intime e tra di loro c'è un'intesa profonda, noi diciamo ci si comprende anche senza parlare. È vero? Alleluia, con gli occhi, con uno sguardo, con un cenno. E quando Davide rivolge al Signore questa richiesta, sii attento ai miei sospiri, è come dire: Signore, io so che tu ed io siamo intimi e anche se non ti parlo, tu già mi comprendi. Perché a volte non si riesce neanche a pronunciare parole, talmente ci si trova in uno stato di sconforto, no? E di dolore. Ma è capitato. Non si riesce in preghiera proprio a raccontare al Signore, però sei lì in preghiera e sei consapevole che il tuo cuore è aperto e Dio conosce quello che c'è nel tuo cuore. E sembra di comprendere che Davide era così, in questo stato. Sii attento ai miei sospiri, fratelli e sorelle, Dio è attento ai nostri sospiri,
perché ci ama e vuole essere intimo con noi. Lui è intimo, vuole essere intimo, dipende da noi. A me ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. O Eterno, al mattino tu ascolti la mia voce. Davide pregava al Signore sin dal mattino. Credo che appena si svegliava la prima cosa che faceva era pregare il Signore. Al mattino ti offro già la mia preghiera e aspetto. Che bello questo, eh? Io prego e aspetto. Ma perché aspetto? Perché sono certo che tu mi ascolti, eh? Sono certo che c'è un continuo a questa mia preghiera che elevo a te, eh? Bisogna aspettarci sempre qualcosa dal Signore. Amen. E io mi aspetto sempre qualcosa di buono da parte del Signore. Anche se sembra che non succeda nulla, quando preghiamo succede sempre qualcosa. Amen. Alleluia, se c'è intimità, se siamo in comunione con Dio, la nostra preghiera si eleva. Per mezzo, si diceva una volta, delle ali della fede, le nostre richieste vengono elevate al trono della grazia di Dio. Alleluia. Davide aveva dei nemici, era circondato da persone che erano empi. E dice Davide che gli empi, i bugiardi, quelli che dicono menzogne, non potranno sussistere alla presenza di Dio. Questa affermazione: l'Eterno disprezza l'uomo sanguinario e disonesto, oggi più che mai riguarda i nostri tempi. L'uomo sanguinario e disonesto c'è sempre stato, alleluia, ma oggi più che mai, con queste guerre, con quest'odio che dilaga tra gli umani, i cosiddetti umani, ma più che umani, diciamo animali umani, no? Perché a volte ci si comporta da animali, non da umani. Dio non prende piacere nell'uomo sanguinario e nell'uomo disonesto. E Davide, essendo un uomo di guerra, aveva ucciso tante persone. Però dice: io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa. Era un uomo di guerra, aveva vinto tante battaglie, anche ai tempi di Saulo. Era da tutti riconosciuto come un grande combattente, un grande condottiero. In battaglia era capace. Però egli sa che può stare alla presenza di Dio, anche se ha ucciso tante persone, per la bontà di Dio. Ma io per la tua grande bontà potrò entrare nella tua casa. Non si rendeva degno di entrare alla presenza del Signore, nessuno di noi lo è. Non c'è un uomo degno di stare alla presenza di Dio. Chi ci rende degni è Gesù, che ci ha lavati e ci ha purificati con il suo sangue. Amen. Alleluia. Rivolto al tuo Tempio Santo, adorerò con timore. Cosa si fa alla presenza di Dio? Si adora il Signore. Alleluia. Cosa si fa quando stiamo insieme radunati per offrire il culto? Adoriamo il Signore. Se cantiamo, lo facciamo con lo scopo di adorare il Signore. E in preghiera insieme adoriamo il Signore. Alleluia. Si rivolge a Dio per questi uomini ingiusti, sanguinari. Alleluia. Chiede al Signore di aiutarlo proprio a causa dei nemici che lo circondano. O Eterno, guidami per la tua giustizia a causa dei miei nemici, perché è facile comportarsi come i nostri nemici.
è facile reagire come reagiscono quelli che non hanno timore di Dio. Pur avendo timore di Dio, a volte cadiamo come loro. E chiede aiuto al Signore, Davide, dicendo: Signore, aiutami per la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda diritta innanzi a me la tua via. E noi questo vogliamo fare. Non vogliamo essere condizionati da altri, da chi ci fa del male, da chi prospera pur non amando Dio. Sono tutte cose che a volte ci condizionano, è vero? Perché io, figlio di Dio, devo vivere in questa tribolazione? E quello che non conosce il Signore invece non è tribolato, lo vedi tu che non è tribolato, ma cosa c'è nel suo cuore? Dio lo vede, Dio lo sa. Certo, in apparenza sembrano tutti felici e contenti, ma se non si ha il Signore, non si è né felici né contenti. È vero? Alleluia. Ne avete visti di persone facoltose che portano dentro dolori, alleluia, segreti, notizie. E quanti, pur avendo tanti soldi, gli è stato detto: hai un male incurabile. E quanti sono andati a destra e a sinistra, in ogni parte del mondo, spendendo soldi, ma non hanno Gesù. E alla fine i loro soldi non gli hanno dato guarigione. Alleluia. Ora Davide dice: Signore, aiutami a causa dei miei nemici, che io veda diritta innanzi a me la tua via, perché nella loro bocca non c'è sincerità. Il loro cuore è pieno di malizia. Chi non è il Signore ha proprio questo nel cuore: malizia, inganno. Vogliamo circondarci di chi ama il Signore come lo amiamo noi. Vogliamo stare con i figli di Dio. Quanto è bello e quanto è caro che i figli di Dio dimorino insieme, è vero? Invece di amare, stare con chi non ama il Signore, amiamo stare vicino ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Non perché siamo perfetti, ma perché alla base di tutto c'è l'amore che proviamo verso Dio, il timore. Abbiamo fatto una piccola esperienza, sappiamo chi è Dio, vero? Poi non siamo perfetti. Alleluia. Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Io dico amen, è così. Chi confida nel Signore non è mai deluso. Ci crediamo? Dio non delude mai. Alleluia. Addirittura dice Davide: tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te. Perché tu, o Eterno, benedirai, qui dice il giusto. Tu lo circonderai con il tuo favore come uno scudo. Amen. Chi è sincero, chi ama il Signore, è benedetto dal Signore. Non perché è uomo giusto, ma perché è una persona giustificata dalla grazia che è in Cristo Gesù. E Dio Padre ci guarda attraverso il sacrificio del suo figlio Gesù. Ed ecco che quando chiediamo al Signore il suo aiuto, chiediamo a Dio Padre: porgi orecchio alle mie parole, o Eterno. E lo facciamo nel nome di Gesù. Dio non mancherà di aiutarci. Dio farà in modo che il suo Spirito ci comunichi una qualche consolazione. E Dio sicuramente interverrà nei nostri problemi, nelle nostre difficoltà. Alleluia, ci aprirà una strada dove strada non c'è. Amen, ci aprirà una via. Alleluia, accenderà una luce. Amen. Dove intorno a noi a volte ci guardiamo e non vediamo uno spiraglio di luce. Signore è la nostra luce. Alleluia, ecco, questa preghiera è preziosa, perché
fa comprendere che l'intimità che dobbiamo avere, che possiamo avere con Dio, è qualcosa di prezioso. Porgi orecchio alle mie parole, o Eterno, sii attento ai miei sospiri. E credo che ancora in questa sera, se vogliamo, possiamo realizzare questa gloriosa verità che ha realizzato Davide. Il Signore è attento ai tuoi e ai miei sospiri. Egli ci ama così tanto, che non aspetta il dolore massimo che possiamo provare, ma Egli vuole intervenire prima. Alleluia, così come noi vorremmo fare con i nostri figli. Il Signore, che è Padre giusto e santo, lo vuol fare con noi. Ecco perché sia attento ai miei sospiri. Come dire, intervieni subito, Signore. Ancora prima che io soffra in un modo forse grave per me, ancora prima che io chieda a te, forse non riuscirò mai a chiederti qualcosa che veramente ho di bisogno, Signore, stai attento ai miei sospiri, tu che mi conosci, tu che sei dentro di me. Amen? Possiamo rivolgerci al Signore in questo modo. Tu che sei in me, Signore, sii attento ai miei sospiri, tu che mi conosci da che prima io nascessi, sii attento ai miei sospiri. Gloria a Dio, alleluia, tu che hai dimostrato di amarmi, di un amore profondo, vero, sincero, sii attento ai miei sospiri. Alleluia. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Chiniamo il nostro capo. Gloria a Gesù.